Allora, mi alzo e vi ringrazio prima di tutto dell'invito. Adesso mi siedo per proseguire il mio compito. Io sono stato incaricato di fare il coordinatore, no? Sempre di coordinatore al conduttore, ecco, conduttore. Conduttore è un termine, in siciliano c'è conduttore quello del tram. Qui io non devo condurre assolutamente nulla, perché siete già su una via, come posso dire, più che positiva, o una via che molti dovrebbero prendere a modello. Lei poco fa, preside, ha fatto riferimento a un ordine, come posso dire, di sapere, no? Allora, siccome io ho fatto il liceo classico, rispetto a uno che fa l'istituto professionale, che fa, è più importante, è più intelligente, io penso proprio di no, e sbaglia chi pensi questo, no? Secondo me. E se poi noi guardiamo a quello che voi ora state facendo, che è una cosa, come posso dire, di stupore, no? Perché un istituto professionale, richiamando quel concetto che aveva detto lei, che già propone, oggi si parla di cittadinanza attiva, io potrei dire di studenti attivi che già sono inseriti in quello che sono le dinamiche sociali. Peraltro la vostra organizzazione, mi pare che sia associazione, no? Mi pare che sia ora legale, no? Esatto. E allora, così, se noi guardiamo i due termini, ora vuol dire il presente non può che essere attivo, legale poi richiama in qualche modo alla legge. Nella nostra società noi abbiamo un altro concetto che è quello di giustizia, che per noi però, per come siamo strutturati, la giustizia è connessa alla legge. Ma io penso che la vostra iniziativa, che come ripeto è bellissima, non è stata dettata sicuramente dalla legge, no? Non lo è stata dettata. Quindi risponde, secondo me, a che cosa? Beh, potremmo dire ad un'esigenza di solidarietà, di fratellanza, a voler intraprendere sin dalla scuola e dai bagni di scuola, grazie anche allo stimolo degli insegnanti e quindi di tutta la classe docente, come posso dire, un esercizio, un'attività che sia esclusivamente orientata verso il bene? Io penso che sia proprio questo, no? Quindi lo studio sì, però in un contesto sociale, in un contesto prettamente di solidarietà. Il fatto che la scuola sia andata in campagna e abbia già, come posso dire, si sia già posto il problema di quello che può essere, vediamo se riesco a esprimere il concetto, la forza di un simbolo, no? Cioè andare a giocare gli studenti, che sono la gioventù, in un campo di calcio che era lo strumento nelle mani di un'organizzazione criminale, significa, secondo me, come posso dire, una dichiarazione forte verso tutto ciò che è contro la società, e quindi è uno stimolo verso un po' tutti, ma soprattutto verso i giovani. E siccome qui abbiamo una giornalista che è molto giovane, visto che io devo parlare al momento poco, quindi sono il conduttore, passo la parola alla giornalista che ti chiami in vecchiaia Ester. Ester è un nome biblico, mi sembra, no? E quindi passo la parola ad Ester, che non ci parlerà dell'Evitico né dell'Esodo, ma ci parlerai della tua esperienza. Prego, Ester.